Ciao appassionati tifosi del Napoli. Sono Elsa, la vostra corrispondente esclusiva che vi porta una notizia entusiasmante direttamente dal mondo del calcio. Ho un aggiornamento esplosivo da condividere con voi oggi, e conto sul vostro supporto. Quindi non dimenticatevi di mettere mi piace e iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità sul nostro amato club. Quindi, andiamo direttamente al punto. Il Napoli sta per ricevere un'incredibile aggiunta al suo centrocampo, Sebastian Szymański. Sì, avete sentito bene, Szymański sta arrivando a Napoli direttamente dalla Turchia. Questa notizia esclusiva è stata diffusa da un popolare giornalista sportivo turco sui social media, e noi siamo qui per portarvi tutti i dettagli. La storia di Szymański è diventata famosa di recente in una partita memorabile tra il Fenerbahce e il Rizaspor, dove il punteggio è finito 5-0 per la squadra di Istanbul. E chi ha aperto il punteggio? Il nostro futuro centrocampista, Sebastian Szymański. Questo giovane talento polacco, nato nel 1999, sta vivendo un inizio di stagione entusiasmante in Turchia da quando è stato acquisito dal Fenerbahce l'anno scorso. E non è tutto, amici miei. Szymański ha anche avuto l'onore di rappresentare la Polonia nell'ultimo campionato del mondo in Qatar, giocando 2 partite per la nazionale prima che la sua squadra fosse eliminata nell'ultima fase. E le sue prestazioni nelle stagioni precedenti sono veramente impressionanti. Ha militato in club come il Dinamo Mosca e il Feyenoord, con numeri da capogiro. L'anno scorso ha disputato 29 partite nelle Eredivisie, segnando 9 gol. E indovinate un po'? Con il Fenerbahce ha già segnato 4 gol in appena 6 presenze in campo. Pertanto, cari tifosi, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti entusiasmanti sulla carriera di Sebastian Szymański qui al Napoli e su tutte le notizie relative al nostro amato club. Questo è un innesto che promette di alzare ulteriormente il livello del nostro centrocampo e di farci sognare con vittorie straordinarie nella prossima stagione. Ora voglio sentire la vostra opinione. Cosa ne pensate dell'arrivo di Szymański al Napoli? Lasciate i vostri commenti qui sotto. Non dimenticate di mettere mi piace e iscrivervi al canale per non perdere nessuna notizia sul nostro club del cuore. Alla prossima, tifosi! Forza Napoli!